e Alfio Caruso è sparito. Io ho provato anche a cercare online, eccetera, è sparito completamente. E, però per di questo è un capitolo a latere, perché probabilmente se sei uomo di potere e cresci in Sicilia, non avere degli incroci, perché ricordiamolo che ha avuto anche un frate Piersanti ucciso dalla mafia, quindi bisogna metterle tutte le informazioni. Però quello che mi interessa appunto non è questo. Ho messo subito le carte sul tavolo perché non crediate che di assistere a una geografia di Mattarella, ne ho già abbastanza. Vi ricordate quella cronista pagata con i nostri soldi della Rai, che a 50 metri dal Quirinale cominciava a abbassare la voce? Ecco, ci stiamo avvicinando. Ma sei a 50 metri, sei fuori, ci sono mura spesse così, mamma mia. Ecco, ci stiamo avvicinando, ci pare, si dice. Vergognosi, vergognosi. Detto questo, a me interessa capire con Pietro De Leo, che è ben più saggio di me, ricostruire la figura di questo personaggio che aveva colpito il suo tempo, aveva colpito molto uno che la sapeva lunga, Giampaolo Pansa, ve lo ricordate? Lui era stato spesso intervistato da Roberto Ortelli, ma sto parlando veramente di secoli e secoli fa, credo andasse alle medie, Francesco. E Giampaolo Pansa riportava che lui aveva conosciuto, intervistato Mattarella nell'89 ed era rimasto colpito perché Mattarella aveva preannunciato Tangentopoli e il disfacimento dei partiti. Diceva la democrazia cristiana, diceva, è paralizzata dai padroni delle tessere, quindi le decisioni vengono da fuori, non da dentro, e quindi si perde di vista l'obiettivo nazionale. Ma lui diceva nell'89 che i partiti ormai pescavano i loro quadri soltanto tra i professionisti della politica, e già l'opera nelle correnti, nelle subcorrenti, nelle istituzioni. Queste sono parole di Mattarella nel 1989. Questo rende i partiti asfittici sempre più distanti dal loro retroterra sociale. Infine, i quadri selezionati in questo modo risultano mediocri. In pochissimi anni i partiti italiani diventeranno dei corpi sempre più separati dalla società e sempre meno qualificati. In tutto l'Occidente è in corso un processo che spinge i veri centri di decisione a trasferirsi fuori dalla politica. Esiste davvero il pericolo che i partiti diventino una sovrastruttura che galleggia su altri centri di potere né palesi né responsabili. Adesso, con tutta l'antipatia che si può avere, questa è un'analisi di una mente. Salutiamo Francesco il Grande, la subentrante Donna Sveva, benvenuta. Dicevo che l'analisi nel 1989 ha una lucidità paurosa, significa che ci troviamo di fronte comunque a una mente politica fuori dal comune, perché questa è un'analisi che ancora adesso, a distanza di tanti anni, e ancora oggi non trovi personaggi intellettuali, politici, giornalisti che siano capaci di fare un'analisi così lucida e precisa. Io l'ho fatta prima che accadessero le cose, e questo è interessante. Tra l'altro, lui era un demitiano, era un pupillo di Demita, e nel clan di Demita, si può dire clan, nel gruppo, nell'entourage del brutto clan, ma in questo caso pensavo al clan di Celentano, non pensavo a cose brutte. E nell'entourage di Demita, lui era chiamato Mattarella Goccia che cade, proprio per la sua persistenza, la sua insistenza, la sua non mollare mai, mai mulata in dur. Allora, mi dimenticavo, linee aperte 02 92 94 7222, ripeto 02 92 94 7222, e poi naturalmente il servizio WhatsApp, che è 340 670 9659. Allora, oggi vi aspettano naturalmente i genetriaci, ricorrenze e commemorazioni, ma vi aspetta anche un po' di musica per voi. Due telefonate, abbiamo 2 minuti, un minuto a chiamata. Pronto? Pronto? È in linea, può parlare. Pronto? Io non sento. Pronto?
Allora, sentiamo la prossima. Pronto? Ciao Pellegrini, sono Marco da Mantova. Ciao. Allora, io ci impiegherò meno di un minuto. Allora, la vogliamo smettere di... Sfatiamo il mito dell'Islam, religione di pace. Allora, secondo un libro che lessi una quindicina d'anni fa di Batti Yeor, dove spiegava un po' com'è l'Islam, stiamo parlando di una persona islamica di religione. L'Islam divide i territori in la terra dell'Islam, non te lo dico in arabo perché non me lo ricordo, Dahar al-Islam, e la terra degli infedeli. Questo non me lo ricordo in arabo. In pratica l'Islam divenne religione di pace quando tutto il territorio è diventato musulmano. Basta, tutto qua. Ciao Pellegrini. Grazie a Marco da Mantova. Ehm, Perfetto, insomma, questa osservazione è, io aggiungo che francamente, ehm, se l'Islam, allora, se gli islamici fossero così pericolosi saremmo in guerra permanente, ma se si continua addirittura no al Natale, noi nostri, non si tratta di negare i loro, secondo me, cioè, mamma mia, quanta è Pellegrin, cara, stai zitto, chi ti credi di essere? Non devo metterci tanta enfasi. Sono convinto che il problema non sia andare contro gli islamici, sono convinto che il problema è svestirsi, vergognarsi di quello che siamo, della nostra cultura, che pure ha dato luogo, comunque viviamo in un sistema liberale, non certo in un sistema dove sbagliano le persone. Il sistema della democrazia liberale è il migliore possibile che sia conosciuto. La ore 13, Sveva mi guarda, mi ha già fulminato. Pausa.
Eccoci, questa era la marcia nuziale di Mendelssohn, di cui oggi cade il genetriaco. Mattarella, con il suo spirito allegro, era richiestissimo nelle feste dei ragazzi, Maurizio. E poi mi scrive: Mattarella continua il silenzio sulla posizione delle sue truppe cammellate, i magistrati, ci crede stupidi e sempre pecore. La maggioranza dovrebbe stringerlo a responsabilità insieme al segretario che va dallo stesso tintore dei capelli di bianco, Maurizio. E quando si saprà la verità sulla morte del fratello e sui rapporti sarà tardi. Eh, Maurizio come me, però voglio fare, diciamo, voglio capire, vorrei cercare col contributo di Pietro di vedere un po', di capire perché è lì, cioè il fatto che noi, Maurizio, io, ma non siamo i soli, abbiamo diciamo, dei motivi politici per essere contrari all'operato di Mattarella, l'ultimo nel 2018 quando boicottò il governo giallo-verde, questo opponendosi alla nomina del ministro Savona, che era uno dei nomi più autorevoli in Europa a livello di economisti, tant'è che poi è stato nominato capo della Consob. Savona gli hanno tessuto tutti quanti gli elogi finora, quindi non era così sbagliato eleggerlo. Ma al di là di questo, visto che sono 10 anni, volevo capire come mai è così forte, capire un po' meglio la figura, diciamo facendo un passo indietro, perché tanto qui quelle che sono le critiche, tra virgolette, le accuse politiche nei confronti dell'operato di Sergio Mattarella non sono mai mancate e non mancheranno in futuro. C'è un'altra telefonata: il presidente meno rappresentativo della storia del paese, una vergogna. Questo me lo scrive, non vedo, Stefano credo. Allora, pronto? Ciao Pier, sono Marco. Ciao. Ciao. Senti, riguardo Mattarella, perfettamente ok, persona lungimirante, persona che ha visto in anticipo le cose, però il signor Mattarella in questo sistema ci sguazza perfettamente, continua a sguazzarci. Continua imperterrito e non dice nulla, non si esprime su tematiche importanti che noi sappiamo bene di questi ultimi giorni, eccetera. Comunque, vabbè, e tra parentesi, colgo l'occasione, ma questo se vuoi mi risponderai dopo, così non tolgo spazio agli altri ascoltatori. Ma com'è possibile che quando ci sono state le elezioni non c'è stato un sostituto, nessuno, non sono riusciti a trovare uno stralcio di sostituto? Prima cosa. Seconda cosa, riguardo all'Islam, do una mia umile testimonianza che risale a quasi 30 anni fa, quindi in tempi non sospetti. Qui a Torino una volta mi trovavo dei miei, guardavo la televisione, c'era una TV privata e mio padre diceva: vi lo può sentire, ma guardato, adesso io non so quale TV privata fosse qui della torinese. C'era una riunione di persone arabe, islamiche, sono state una decina, che parlavano nella loro lingua. Cioè parlavano nella loro lingua, ovviamente senza traduzione, non si capiva una mazza. Io sono rimasto basito e adesso ripeto, non mi ricordo più la TV. Ho provato a chiamare questa televisione, no, per chiedere informazioni, niente, era sempre stata linea occupata oppure libera e non rispondeva nessuno. Quindi, tanto per dirti, questi signori qui già, ma ti parlo già, forse non era nemmeno 25 anni fa come minimo, credimi, io di balle non ne conto, per cui ci stupiamo adesso del punto in cui siamo arrivati. E l'ultima cosa, tanto per sollevare la questione, per questa settimana qui continuate a pagarvi il caffè separatamente, suppongo, tu e Vince, no? Visto il risultato del derby, ognuno si paga il suo caffè. No, io non prendo caffè qua dentro, lo prendo a casa. Ma tu hai detto che lo pagavi. Però lui, no, a lui glielo... adesso vediamo, l'ho visto prima, adesso ha qualche, diciamo, non è a posto fisicamente, quindi ha detto questi giorni non beve caffè. Va bene, comunque sì. Ciao Pier, arrivederci, ciao. Io gli porto comunque i caffè perché comunque non abbiamo vinto. Io avevo detto vince l'Inter, poi no, 3 pali, rigore, eccetera.
però l'Inter non ha vinto, quindi io la scommessa l'ho persa. E, quindi guai in ogni ambiente. Chi non paga le scommesse è un infame a tutti i livelli, in qualsiasi livello, a livello di delinquenza organizzata o a livello di amici. Se un amico non paga una scommessa è visto male dagli altri. Allora, andiamo, diceva dell'Islam e di Mattarella l'ascoltatore Marco. E Marco, mi hai girato l'idea per chiederlo a Pietro De Leo come mai non è stato trovato un nome col quale sostituirlo. Questo è un'altra domanda. Io potrei anche aggiungere che prima ancora che Sergio Mattarella è il ruolo del Quirinale che francamente non lo trovo opaco, obliquo. Potenzialmente il Quirinale, allora, quando andavo a scuola io ti insegnavano che erano poteri più che altro, diciamo di superficie, no, non era così, era quasi una figura non dico folcloristica, ma che non aveva quel peso politico che ovviamente può avere un ministro, o addirittura un presidente del Consiglio. Invece abbiamo visto, a partire da Oscar Luigi Scalfaro, quanto potere, perché in effetti il capo delle forze armate, il capo della magistratura, il potere di sciogliere le Camere, perché un altro punto, perché siccome non vorrei essere frainteso, ripeto, non sarà una geografia quella che tra 20 minuti affronteremo con Pietro De Leo, non vuole essere quello. No, tra un'ora alle 14:35, non alle 13:35 Francesca Musacchi. Perché c'è un altro punto, per esempio, che mi ha lasciato furioso. Quando scoppia il Covid e a un certo punto cade il secondo governo Conte con i giallorossi, la Lega, ma va bene, ma in tanti hanno chiesto le elezioni proprio per non affidare il governo di un paese a un tecnico, sia pure di primissimo livello come Mario Draghi, anche se comunque nessuno vuole fare la geografia di Mario Draghi. E Sergio Mattarella disse nel suo discorso, non so se era a Camere Riunite, mi sembra, disse che non si poteva andare alle elezioni perché c'era il Covid. Peccato che quell'anno si siano svolte elezioni in Olanda, mi sembra, in Svezia, in Danimarca, e soprattutto si sia svolto anche un referendum, quello che andò male purtroppo, quello era, mi sembra, sui magistrati. Quindi ora il 21 o il 20, no, era il 22, era il 20, no, il 22 siamo andati a votare, era il 21, il 22 è iniziata l'attuale legislatura. Nel 21 si è andati a votare comunque quindi ha detto una gravissima inesattezza, si è messo di mezzo alla democrazia, allo svolgimento della democrazia come il voto, ma tutti sono stati zitti e allineati. A parte Lega, Fratelli d'Italia obiettavano che non era così, ma qui non so se non eravamo più Radio Padania, eravamo RPL, comunque qui anche con i vostri interventi si protestava parecchio. Però non voglio fare, ripeto, non voglio fare la geografia, ma non voglio fermarmi, non voglio fare un riassunto di 10 anni delle cose sbagliate, più quelle che sono state fatte prima come ministro della difesa. Volevo capire un po' nel suo complesso il, il senso, il valore, il peso di questo personaggio, di questa figura che comunque a questo punto è entrata nella storia, se non altro per essere stato 10 anni. Allora, nel 1991, per questo genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del 15° giorno di piovoso mese del calendario repubblicano. Nel 1991 venne sciolto il Partito Comunista Italiano, dividendosi in Partito Democratico della Sinistra, il PDS, e il Partito della Rifondazione Comunista, il PRC, quello di Bertinotti, anche se all'epoca c'era Cossutta. Perché Bertinotti
si vantava di non essere mai stato iscritto al PC, lui è sempre stato un sindacalista. Bertinotti, questo lo dico, l'ho già detto altre volte, è un messaggio di speranza, perché certe volte si rischia è una società molto comunque competitiva, no? Quindi se inciampi quando sei giovane sembra che non ce la farai mai più. Bertinotti è stato bocciato 3 volte alle superiori, non 1, non 2, ma 3 volte. Cioè praticamente faceva per farne 1 anno ne impiegava 2. E però è diventato presidente della Camera, è diventato una figura di riferimento per la sinistra culturale italiana, eccetera, eccetera. Allora, i genetriaci, come avete sentito, la marcia nuziale di Felix Mendelssohn, siamo nel periodo romantico, dal 7, non siamo nell'Ottocento, in pieno Ottocento. Poi abbiamo la poetessa Ada Negri, tutto per me tu fosti e sei. Sono ad una mi dice una cosa del genere, sono paralizzato. Lodigiana. Poi Gertrude Stein, scrittrice e poetessa, eh, dove, suo malgrado, muore una rosa, l'anno dopo ne nasce una nuova. Eccoci serviti, quindi siamo entrati in contatto con la poesia. Un archistar ante litteram, naturalmente, Alvar Aalto, Frank Lloyd Wright, poi un altro francese, insomma, sono stati gli architetti che hanno segnato il Novecento, la famosa casa sulla cascata di Wright, alto tipo di stile. Comunque sono stati, ripeto, oggi sarebbero archistar e li trovi gli studi nei manuali di architettura. Simone Weil, qui abbiamo filosofa, mistica e scrittrice. Anche qui una frase molto interessante: il male è illimitato ma non infinito. E da questo che deve essere nato un modo di dire, era amato dal segretario della Lega Friuli, veniva dal movimento Friuli, grandissimo Visentin, Roberto Visentin, grandissimo politico, grandissimo uomo e persona, è ancora vivo. Lui aveva una sua frase, lui diceva: tra un ladro e uno stupido preferisco un ladro, perché almeno il ladro ogni tanto si riposa. E credo che avesse preso questo modo di dire, questa frase, da questa di Simone Weil, in qualche modo. Le matrici filosofiche. Poi abbiamo Mino Milani, abbiamo parlato l'anno fa o 2 anni fa del suo archivio a Pavia, giornalista, scrittore, una produzione enciclopedica anche di fumetti, tantissimi fumetti, un personaggio negli anni 70 era molto conosciuto e popolare. Poi il pugile Emil Griffith, che è stato campione del mondo nei pesi welter e nei pesi medi. Epiche le sue sfide con Nino Benvenuti. E poi abbiamo insomma, dai, su. Patsy Ann McClenney. E io credo che qualche ascoltatore boomer si ricorderà di Morgan Fairchild, Flamingo Road. Io fin da bambino ho sempre detestato queste serie televisive, queste specie di soap opera quasi, non proprio una soap opera, ma i Giovin Pierluigi Pellegrini di quegli anni, quando c'era Flamingo Road, si metteva davanti alla televisione. Morgan Fairchild era il motivo di questa sua attenzione particolare. Penso di non essere stato l'unico. Poi abbiamo un calciatore, era un difensore molto forte, Bruno Petzey, austriaco, che pensate però è morto a 39 anni di infarto durante una partita di hockey, perché lui dal calcio era passato all'hockey. Morgan Fairchild, faccio un passo indietro, che ha detto:
non si è mai troppo ricchi o troppo magri. Ciniche. Poi sentiremo anche un brano di Steven Stapleton, la noise music, e chiudiamo con un'attrice molto brava, Maura Tierney, diventata famosa in AR, Medici in prima linea, poi l'abbiamo vista anche in Good Wife e in altro ancora, ovviamente. Quindi direi che ci possiamo, adesso ci fermiamo giusto il tempo di allora, qui c'è un altro messaggio di Maurizio, polemico. Ricordiamoci sempre che Salvini si è detto orgoglioso di aver rieletto Mattarella, scrive Maurizio. Se non hai alternative, perché lì tra l'altro ci sono situazioni che si sono parleremo con Pietro De Leo. Lì, se vi ricordate, non era più chiara la situazione, per come si stava verificando, no? Eravamo all'inizio del 2022, perché c'era questo governo Draghi con PD, Lega, 5 Stelle, l'unica fuori era Fratelli d'Italia, che ne ha tratto vantaggio, ovviamente, giovamento, ma un governo bisognava formarlo. Credo che sia il classico buon viso cattivo gioco, e che, avendo comunque un presidente che questa volta non è stato solo eletto dal PD, ci sia verso che non sia contrario. Se vogliamo dirla tutta, il comportamento di Mattarella nei confronti del governo Meloni non è stato finora così ostile come invece era stato il primo anno con il governo giallo-verde, secondo me. Quindi, poi, questa è una mia opinione, si era opposto ai decreti sicurezza, ma c'erano dei punti che andavano comunque messi in chiaro dal punto di vista costituzionale, e anche in questo braccio di ferro, con l'esposto contro Giorgia Meloni e contro 4 ministri, Mattarella non è sceso in campo. Questo, diciamo, eh, mh, non belligeranza. Tu eleggi un presidente, non puoi eleggere quello che vuoi tu, ne eleggi uno con un patto di non belligeranza, sperando di non averlo contro come lo hai avuto finora. Maurizio, non è una constatazione la mia, io non sto qui a sostenere, è è una spiegazione, è la ricerca di una spiegazione di ciò che è accaduto. Il resto non dico, non c'è altro che abbia da aggiungere, se non ci fermiamo per qualche minuto di musica e poi riprendiamo con i rilevamenti demoscopici sondaggiati.
Sondaggetti, rilevamenti demoscopici, siamo col termometro politico come ogni lunedì. Fratelli d'Italia 29,8, 32,4 il PD, 11,2 5 Stelle, Lega 8,5, pari con Forza Italia 8,5, Alleanza Verdi Sinistra 6,8, Calenda 2,8, Renzi 2,3. Togliamo la condivisione e apriamo gli altri. Questo adesso ci sono sondaggi. L'impatto dell'intelligenza artificiale sul futuro sarà una rivoluzione più forte del previsto, cambiamento in peggio, pessimismo per il 29,4%, sarà molto importante, gli effetti positivi supereranno quelli negativi, quindi 33,3% ottimisti, sarà più limitato di quello che si pensa, 20,8%, credo che sia una bolla a cui è stata data un'attenzione esagerata, potrebbe rivelarsi un flop, come per esempio la realtà virtuale, 9%, non sa 7,5%. Chiudiamo la condivisione. E ancora adesso, oggi siamo abbastanza. Trump ha eliminato i sussidi all'auto elettrica. La posizione di un nemico dell'ambiente come Trump è la conferma della necessità di un passaggio all'elettrico, 12,9%. 2035 addirittura troppo tardi. Quello del 2035 è un giusto compromesso, del resto presto saranno diffuse auto elettriche cinesi economiche, l'industria europea deve stare al passo, 18,5. L'obbligo è sbagliato, l'obbligo delle auto elettriche, sarebbe meglio offrire incentivi e sgravi a consumatori e produttori, 30,4. È una scelta sbagliata e fanatica che solo l'Europa ha fatto e che peserà sui nostri portafogli. Insomma, grosso modo possiamo dire che 2/3 abbondanti sono a dir poco, no, sono contrari, non sono scettici. Chiudiamo. Sapete che io mi fido molto di termometro politico. Crede che si commemori abbastanza nel modo giusto la Shoah? No, 30, sì, 30, sì, ma la memoria della Shoah spesso è strumentalizzata, il 20,4. No, retorica esagerata, sono stati commessi anche molti altri crimini che però non vengono commemorati con stessa intensità, 16,5. Togliamo la Condi. Giorgia Meloni risulta indagata, cosa ne pensa? Indagine doverosa 23,6%, un atto dovuto 25,8%, Al-Masri è un soggetto controverso 10,9%, l'ennesimo tentativo da parte di aree vicine alla posizione di colpire il centrodestra attraverso la giustizia e la magistratura, 38,3%. Togliamo condivisione. Poi abbiamo fiducia nel governo Meloni, nella presidente Meloni, 42, 43,5 contro 56,3. Togliamo condivisione. E adesso azione lepre, andiamo verso gli altri sondaggetti. Allora, questo Demos, governo e opposizioni, abbiamo voti al governo, 43 al governo. Aspetta. Poi no. Allora, totale non sa da uno. Allora, praticamente 43-57, 43 insufficienza, 57 la sufficienza. 43-57, 81 quindi grave insufficienza all'opposizione, 19, e all'opposizione dei 5 Stelle 80-20, 81-19 opposizione del centro-sinistra, all'opposizione di Azione Italia Viva 84, quindi è giudicata molto insufficiente. Quanto durerà questo governo? Cadrà nel 2026, durerà tutta la legislatura fino al 2027, non sa il 2%. Quanto durerà questo? L'abbiamo già visto. Allora, chiudiamo. Sono le 13:30, magari poi più avanti leggeremo quelli che mancano, i sondaggiati che mancano. Adesso andiamo all'intervallo, tra pochi minuti con Francesca Musacchio per parlare dell'estremismo islamico di Salman Momika, iracheno cristiano bruciato alle porte di Stoccolma. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro,
Scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Va ora in onda Oltre la pagina.
Oltre la pagina che apre la settimana con Francesca Musacchio, direttore di FCS.report, e la leggiamo anche sul Tempo. Oggi per esempio c'è un articolo molto interessante firmato da lei: affari sporchi di sinistra, il PD si scandalizza per Al-Masri, ma se ne servì in passato tutti i rapporti con le canaglie. Però prima parliamo con lei di un altro articolo uscito nei giorni scorsi su Salvan Momika, il rifugiato iracheno cristiano che aveva bruciato il Corano e che perciò è stato ucciso nei pressi di Stoccolma, a Södertälje, a sud di Stoccolma. Un fatto terribile. Intanto fatemi dare il bentornato a Francesca ai nostri microfoni e grazie naturalmente per la tua consueta disponibilità. Ciao Francesca. Ciao, grazie a voi, bentrovati. Allora, io ne approfitto anche magari poi vediamo una sintesi di questo articolo tuo di oggi. Insomma, il primo, colui che senza peccato scagli la prima pietra, no? Viene da dire. Però purtroppo... Esatto. Però prima dobbiamo parlare, perché è un tema, tu hai scritto anche libri sul rapporto tra Occidente e Islam, quello che è successo la scorsa settimana vicino a Stoccolma, un iracheno, rifugiato iracheno, tra l'altro doveva essere, mi sembra, forse oggi, comunque in questi giorni, doveva essere a giudizio, doveva essere giudicato per incitamento all'odio etnico, era lui il cattivo, invece lo hanno ucciso perché aveva bruciato il Corano. Questo nel 2025, si sperava che queste cose di non vederle, invece continuiamo ad assistervi. Prego. Sì, purtroppo è un argomento che non è molto raccontato, se non diciamo in casi molto diciamo terribili come questo, però la morte di quest'uomo, che allora va detto, personalmente in generale ritengo che nessun libro debba essere bruciato. Mettere a rogo i libri è una pratica terribile, in particolare i testi che sono sacri per una religione, per qualcuno, anche se non condividiamo nulla di quello che c'è scritto in quel libro, non andrebbe fatto, ok? Cioè per me non va fatto. Quindi l'idea di bruciare il Corano o la Bibbia o il Talmud o qualunque altro testo che sia sacro per qualcuno, indipendentemente poi diciamo dalla visione religiosa, non va fatto. Questo però che cosa ci racconta? Allo stesso tempo ci racconta qualcosa di molto più profondo, qualcosa di molto più problematico per la nostra società. Quest'uomo ha ritenuto di dover bruciare il Corano per protestare contro diciamo tutto ciò che l'estremismo islamico rappresenta, e in generale penso da quello che ho potuto capire leggendo e seguendolo negli anni passati, un'avversione molto profonda nei confronti diciamo delle regole dell'Islam. Pur condividendo diciamo le sue ragioni, è chiaro che l'estremizzazione di questo gesto, quindi con il rogo materiale del Corano, è qualcosa che necessariamente crea una reazione, come poi del resto ha creato una reazione, ce lo ricordiamo tutti, ha creato una reazione le vignette di Charlie Hebdo, ma questo non autorizza diciamo gli islamici o gli estremisti islamici a uccidere chi ha bruciato un libro o chi ha fatto delle vignette su Maometto. Ma ti ricordo un'altra storia che probabilmente è passata parecchio nel dimenticatoio. Nel 2004 sì, fu ucciso, probabilmente te lo ricorderai, Theo Van Gogh, il nipote di Van Gogh. Fu ucciso da un marocchino, fu ucciso ad Amsterdam, credo, perché lui era l'autore del libro, del film Submission, Sottomissione. E quindi questo marocchino, che aveva anche la cittadinanza
olandese gli sparò non so quanti colpi di pistola, comunque, e poi gli tagliò anche la gola, tutto questo in pieno centro, perché? Per eseguire una fatua, la stessa fatua, quindi possiamo tradurla come una sentenza di condanna emessa da una qualche autorità religiosa islamica nei confronti ai tempi di Theo Van Gogh, in questi giorni dell'iracheno che ha bruciato il Corano. Ora, è chiaro che questa è, se vogliamo chiamarla giustizia, possiamo anche provare a definirla così, non credo che sia così, una giustizia parallela che non accetta minimamente un dissenso, non accetta la critica, non accetta l'attacco alla religione. Ripeto, io non sono d'accordo sul fatto che bisogna bruciare un testo, soprattutto sacro, ma noi non possiamo vivere nel terrore di non poter criticare una religione, perché poi rischi che da qualche parte nel mondo islamico c'è qualcuno che lancia una fatwa, quindi una sentenza sostanzialmente di condanna a morte, e da qualche parte nel posto in cui tu ti trovi c'è qualcuno che decide di eseguirla. Ecco, questa è una barbarie, chiamiamola col suo nome. Però purtroppo questo accade, questo è il frutto, diciamo, avvelenato della mancata integrazione che è a tutti i livelli, nel senso che in Europa, come negli Stati Uniti, come in altre parti del mondo, esistono persone che non accettano, pur vivendo in questi posti, non accettano di vivere secondo le regole del paese che li ospita. Questo ragionamento l'abbiamo fatto un sacco di volte, anche qui da te, ce lo siamo sempre detto, che il problema fondamentale è che non puoi decidere di vivere in un altro paese rispetto a quello da cui provieni, decidendo però di vivere in quel paese senza rispettarne le regole. Nessuno ha mai chiesto un cambio di religione, una conversione o tantomeno rinnegare la propria provenienza o la propria fede, ma ci sono delle regole che vanno oltre la religione. Se poi dobbiamo invece vivere in un paese teocratico, allora a quel punto stiamo ragionando di un'altra cosa che per noi in Occidente non esiste. Però se qualcuno dall'altra parte del mondo decide di vivere in un paese occidentale dove valgono delle altre regole, allora devi essere anche disposto ad accettare il fatto che tu possa essere criticato, la tua religione possa essere criticata, il tuo modo di vivere. Tra l'altro, nello specifico, nel caso di Monica, in realtà lui era già sottoposto a un processo per incitamento all'odio etnico in Svezia, quindi non è vero che le autorità svedesi non avevano punito questo gesto, ma non basta, a loro non basta, bisogna agire secondo le regole della loro legge religiosa, e questo è preoccupante, estremamente preoccupante, e non so se mai arriveremo a una completa integrazione, però ad esempio la Francia. Volevo chiederti, Sì. Francesca, perché è un argomento costante delle tue analisi, del tuo lavoro. Allora, io da giovane pensavo che la discriminazione fosse sbagliata. Da vecchio aggiungo, più che sbagliata è una perdita di tempo, non serve, è anche sbagliata. Certo. Quindi secondo me, ma tu so che tu sei d'accordo, discriminare l'Islam sarebbe sbagliato, una perdita di tempo. Ma perché? Ma Però anche al tempo inutile, tra stesso, l'altro. appunto, anche perché se l'Islam fosse tutto questo pericolo avremmo la guerra civile e non potremmo uscire di casa. Però abbiamo situazioni intollerabili, cioè l'estremismo non lo possiamo tollerare. Certo. E però dobbiamo, in qualche modo, vediamo che non si è trovata una misura coesa per dire
l'islamico mi va bene, cioè non ho problemi io con l'islamico, sono laico, non ho problemi, però l'islamico che in nome della religione o del Corano uccide, Sì. eccetera, è un infame, cioè è uno che deve essere tolto dalla società. Invece non si può, perché si rischia altrimenti di alimentare l'islamofobia, Islam religione di pace, no? Anche dopo Charlie Hebdo. Allora, tu hai scritto libri, come ho detto, quindi sicuramente un quadro più completo del mio ce l'hai, molto più completo del mio sulla situazione. E la mia domanda in sostanza è: come ci dobbiamo comportare con gli estremisti? Ma guarda, io non ho una ricetta, però posso dirti quello che penso a riguardo, nel senso, questo tipo di, diciamo, modo di comportarsi, chiamiamolo così, dell'estremismo, intanto fa male a loro stessi, alla religione islamica, ai fedeli che non hanno nulla a che fare con l'estremismo. Quindi probabilmente servirebbe, come dire, che già la comunità religiosa, parliamo dell'Italia, ma potrebbe essere quella della Francia, dell'Inghilterra, del Belgio, degli Stati Uniti, qualunque comunità religiosa islamica probabilmente dovrebbe lavorare sulla stessa comunità e individuare i soggetti che, per quanto siano individuabili, perché poi molti di questi vivono, diciamo, anche un po' al di fuori della comunità, non tutti ma alcuni, individuarli, provare a in qualche modo metterli sulla strada giusta, segnalarli, provare ad aiutare le autorità dei paesi a tenere il più possibile sotto controllo personaggi che in qualche modo aderiscono a quella visione di culto ossessivo e distorto che è quello dell'Islam radicale. Questo potrebbe essere già un primo passo. Un'altra cosa che penso potrebbe essere quella di lavorare sulle seconde generazioni, e questo te lo dico perché noi ad esempio abbiamo avuto in Italia casi, il più eclatante è quello della ragazza di Novellara, di Saman si chiamava, uccisa dalla famiglia sostanzialmente perché aveva rifiutato di sposare un cugino, insomma si era opposto a un matrimonio combinato. Benissimo. Lei però viveva qui, viveva in un mondo occidentale, o voleva vivere in questo modo, e il suo peccato originale è stato non solo quello di non accettare questo matrimonio, ma anche di pubblicare sui social una foto per noi banale, ma evidentemente non era così per la sua famiglia e per, diciamo, la cultura da cui proveniva, una foto mentre dava un bacio innocente al suo fidanzato, che non era però quello che la famiglia aveva scelto per lei. Quindi questo gesto come dire, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e quindi bisognava pulire l'onta di vergogna, ed è stato praticato quello che da noi per fortuna da anni non c'è più, il cosiddetto omicidio d'onore. Allora, le giovani generazioni probabilmente hanno un compito ingrato e anche difficile sicuramente, ma se veramente sono distanti da questo mondo di così complicato e così, chiamiamolo, ritrovato, diverso dalla cultura occidentale, probabilmente dovrebbero aiutare anche loro, le rispettive famiglie, i parenti, gli amici, la comunità che hanno intorno, inserendo gradualmente quegli aspetti di vita che per loro sono inaccettabili, ma che invece sono la normalità per noi. È un compito difficile e ingrato che una generazione di adolescenti, è chiaro che ha difficoltà anche a capire come fare, quindi qui dovrebbero intervenire le istituzioni, dovrebbe intervenire la scuola e dovrebbero intervenire anche le comunità. Ritorniamo a quello che dicevo all'inizio, la comunità diciamo islamica italiana dovrebbe aiutare queste persone a
metterle in collegamento, in dialogo, in rapporto con la famiglia o con chi insomma in qualche modo le aiuta a capire queste persone che non ci si comporta così, che qui non vale questa storia e che se volete continuare a vivere con queste regole siete liberi di farlo, ma nel vostro paese, laddove queste cose sono accettate, sono tollerate, sono legali, sono tutto quello che volete. Quindi è proprio il sistema che non funziona e anche diciamo chi è più vicina a queste persone spesso non capisce, non vede, non vuole, sottovaluta dei segnali che invece potrebbero essere utili per magari evitare omicidi come quelli che sono avvenuti. Dopodiché la cultura di questo mondo ossessivo, distorto della religione è difficile da scardinare. Guarda cosa è successo in Afghanistan. Dopo 20 anni di guerra, dopo 20 anni nei quali l'Afghanistan aveva raggiunto più o meno un livello accettabile dove le donne lavoravano, potevano studiare, eccetera, eccetera, adesso siamo tornati più indietro di 20 anni e l'Afghanistan è diventato un posto orribile, gestito dai talebani, che abbiamo come comunità internazionale combattuto per 20 anni, ma non abbiamo ottenuto nulla. Quindi abbiamo sbagliato qualcosa, facciamoci queste domande. Io ecco, Francesca, errore... ti interrompo, perché io ho una risposta che non è una risposta, e cioè credo che le risposte dobbiamo trovarle a partire da noi, dalla nostra società, perché hai ricordato il caso di Saman nel 2006 in Salem, caso praticamente identico a Brescia, una ragazza che lo fosse pakistana, fidanzata, viveva all'occidentale, uccisa dai suoi parenti. Io mi ricordo bene perché usarono maldestramente alcune intellettuali, filosofe di sinistra, proprio di sinistra, maldestramente usarono le email e uscì che si erano scambiate messaggi per stare zitte e coperte su questa notizia, per non alimentare il leghismo, il razzismo, l'islamofobia. Io mi ricordo che cercai una di costoro, Lea Melandri, scriveva sul quotidiano di Rifondazione, e no, io non parlo con Radio Padania, vabbè, ok, d'accordo, registro che c'è chi vuole parlare e chi no, però quello che mi ha sorpreso è che dunque è successo il ragazzo, il caso, l'ultimo che citavamo è successo saranno 2 anni ormai credo, comunque comunque 17 anni dopo continua a venire da una parte della nostra società sempre la stessa reazione. Facciamo attenzione, non alimentiamo il leghismo, non alimentiamo il razzismo, ma tu non devi alimentare, tu devi preoccuparti di quella che sia la cosa giusta, non proprio non. È terribile vedere che non si è maturati, non si è cresciuti, non si è trovato comunque un modus operandi, una maniera per risolvere, perché come hai detto tu, questi estremisti danneggiano anche la loro religione, le persone, le tante persone che veramente sono integrate, vivono per bene, certo. e meritano il massimo rispetto. Prego. Ma ecco, vedi per esempio quello che manca. Ci sono molte donne, ad esempio, non so se anche il caso di Saman, questo non lo so francamente, però ci sono molte donne che arrivano da paesi islamici che vivono secondo, diciamo, le regole di quel paese e che non parlano una parola di italiano, nonostante vivano qui da anni. Questo vuol dire che cosa? Che tu non hai nessuna relazione con, diciamo, la società del paese in cui vivi, non hai nessuno scambio sociale, culturale, tu non ignori tutto questo, quindi vivi nel tuo mondo che non è quello che vivi, cioè che dovrebbe essere quello del paese in cui vivi, e tu non hai nessuna relazione con la società esterna. Perché non, diciamo, rendere, come dire, obbligatorio per tutti quelli che vengono in Italia con il permesso di soggiorno, per ricongiungimenti familiari, perché quelli che lavorano
questo problema non ce l'hanno perché proprio perché lavorano sono costretti in qualche modo a imparare un po' della nostra lingua e relazionarsi. Ma perché non esiste un obbligo a frequentare, non dico una scuola, ma dei corsi, qualcosa che possa in qualche modo, oltre alla lingua, che è fondamentale, insegnare, presentare, chiamalo come vuoi, spiegare quali sono le regole e le leggi che vigono in Italia e che bisogna rispettare se vuoi vivere in Italia. Questo non c'è, ok? E quindi sì, credo che ci siano dei corsi di tema, ma non sono obbligatori, è tutta una roba un po' così, solo se poi richiedi la cittadinanza eventualmente, ma anche lì. Allora questo potrebbe aiutare anche molte donne ad uscire da dall'anonimato, cioè persone di cui noi non conosciamo neanche l'esistenza. Adesso io, perché vivo a Roma, ti posso parlare di Roma, ma credo che possa valere anche per altre città, per Milano. Basta fare una passeggiata così, anche piuttosto distrattamente, senza porre tanta attenzione in alcuni quartieri, soprattutto della periferia sud-est della città, dove è più alta la presenza di stranieri, soprattutto di fede islamica, provenienti da vari paesi, e vedere donne con il burqa, con il velo. Benissimo, su questo potremmo aprire un altro dibattito, ma non è questo il momento. Però sono donne che, nella maggior parte dei casi, sono fuori dai radar, cioè alcune le vedi soltanto accompagnate dai mariti, cioè escono perché sono accompagnate dai mariti, per il resto vivono chiuse in casa all'interno della comunità. Possono andare in moschea a pregare perché c'è il giorno della preghiera e quindi si va lì, accompagnate dal marito o da qualche altro parente, per il resto non hanno relazioni esterne. Qualcuna è autorizzata ad andare a prendere e a portare i figli a scuola, ma non tutte, per il resto vivono murate, nascoste, sfuggono ad ogni radar e non parlano una parola di italiano. Mi colpì, ti racconto quest'ultimo aneddoto, mi colpì durante il Covid la storia, tra l'altro ne scrissi, la storia di un bambino bengalese, ma io la venni a scoprire perché era il compagno di scuola di un bambino italiano, vivevano nello stesso palazzo. Ebbene, questo bambino, per fare le lezioni attraverso il computer, così come si doveva fare durante la scuola, durante il Covid non si andava a scuola, quindi c'erano le lezioni online, era costretto a farle al freddo fuori dalla sua casa nel cortile condominiale perché dentro non aveva una buona connessione. Quando il papà di questo suo amichetto di classe lo vide dalla finestra infreddolito, lì che stava cercando di capire, di fare lezioni, andò a bussare alla porta di casa dei genitori e disse: ma perché questo bambino sta qua? Ma perché i genitori non parlavano una parola di italiano, e per capire perché quel bambino era al freddo e per provare ad avere un po' di connessione, ci volle un sacco di tempo. Alla fine riuscì a capire le motivazioni e neanche le maestre a scuola sapevano per questa cosa, perché i messaggi che venivano inviati nella chat di scuola, diciamo, i genitori non li leggevano, la mamma perché non li capiva. E poi una soluzione è stata trovata per questo bambino, ma nel frattempo moriva di freddo lì, perché i genitori non capivano una parola di italiano. Allora, questa è una storia terribile che ho riscontrato in quel periodo e mi ha fatto veramente male. Questo bambino ho saputo, insomma, che era anche molto volenteroso, voleva studiare, e dentro casa però la connessione del telefono non andava, e quindi questo è l'effetto uno degli effetti della mancata integrazione, perché poi questi ragazzi non hanno la possibilità, stiamo parlando di bambini delle scuole elementari, non di un bambino delle superiori, quindi è ancora più complicato, no? Arrivare Francesca, a fargli capire certe cose. Sì. Il tempo è davvero volato, purtroppo siamo arrivati proprio alla scadenza, devo chiudere. Niente, ricordo il tuo articolo di oggi interessantissimo, riguarda il caso Amsri,
e la Grazie. coscienza sporca della sinistra. E intanto ti ringrazio e risentirci a presto. Grazie a voi, a presto, grazie. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Iniziamo a scavare. The Brutalist è l'evento cinematografico dell'anno. Perché un affermato architetto si ritrova a spalare carbone a Filadelfia? Candidato a 10 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attore protagonista. Il destino ci ha uniti. Con Adrian Brody, Felicity Jones e Guy Pearce. The Brutalist, dal 6 febbraio al cinema. Forse è meglio che vada. E chi lo dice? Sempre se non hai altro da fare. No, che non ce l'ho. Il film più emozionante dell'anno. Il candidato all'Oscar, Andrew Garfield. Che ci piaccia o no, il tempo stringe. La candidata agli Oscar, Florence Pugh. Perché hai tanta fretta? È che sono preoccupato, che mi stia innamorando di te. We Live in Time, dal 6 febbraio al cinema.
Scelte coraggiose che presidiano l'offerta, la proposta musicale di Radio Libertà nei confronti dei suoi affezionatissimi ascoltatori che si sono ridotti terribilmente. Certe volte, scusate, mi faccio prendere un po' la mano. A me piacciono certe cose che però, come tutti, non possiamo pretendere che siano condivise. A me piace tantissimo questa, è Noise Music si chiama, però mi rendo conto che se siete scappati, io spero di farvi tornare. Allora, perché poi parleremo di Mattarella, calmi, e tra poco parliamo del decreto Ucraina, quindi il pan non ci manca. Abbiamo, qui non vedo il nome, Gian da Brescia, l'algoritmo dell'intelligenza artificiale potrebbe carpire i miei dati, la mia foto del profilo, i dati del post pay e crearmi addebiti artificiali, ma credo che questo non riguarda un altro. Dovremmo parlare comunque sì anche di questo. E poi già, ma gli islamici non perdono occasione di vessare i simboli cristiani ed è un problema sicuramente. Grazie anche a Gian. Allora, adesso è il momento di qui Parlamento, vi faremo sentire, grazie a Sveva, vi faremo sentire un contributo da Montecitorio di Paolo Formentini relativo agli aiuti italiani all'Ucraina. Quindi direi di andare con qui Parlamento, poi ci risentiamo tra qualche minuto, poi ancora, stavolta magari andiamo su Mendelssohn, c'è una marcia funebre lì, proprio in canna di Mendelssohn, che però è bellissima, e poi segui la Lega. E poi, dopo le 14.35, con Pietro De Leo per parlare di Sergio Mattarella. Goccia che cade, qui Parlamento. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Allora, riprendiamo ancora la diretta, linee sempre aperte se qualcuno vuole intervenire. 02 92 94 7222. Abbiamo parlato di Islam e parleremo poi di Sergio Mattarella. Avete sentito anche gli aiuti all'Ucraina e poi il Segui la Lega. Il WhatsApp, se lo volete adoperare, ha sempre lo stesso numero: 340 670 9659. Allora, andiamo a dare, prima di un'altra offerta musicale, andiamo su Mendelssohn, così non mi scappate. Andiamo su Lanza. Esplosione in un grattacielo a Mosca, morto il fondatore della milizia filorussa nel Donbass. Deceduto Armen Sarkisian, rimasto ferito in un attentato esplosivo. Trump, presto dazi anche contro l'Unione Europea, Scholz e Macron, siamo pronti a rispondere. I dazi scuotono le borse, criptovalute ed euro a picco. Nel paniere Istat Shores congelato esce il tampone Covid, più peso a casa energia. Raid antisemita a Milano, sfregiati murales Bruck Segre. Papa tra guerra e povertà, infanzia negata, inaccettabile, disse Papa Bergoglio. Poi abbiamo vittime delle torture di Al-Nasri, denuncia Nordio, Piantedosi e Meloni per favoreggiamento. Questo è Repubblica. I dazi di Trump, complotto contro l'America perché fanno male agli Stati Uniti per primi. Medici di famiglia, ecco scusate, questo è sempre il sito del Corriere, prima era l'ANSA. Medici di famiglia, ecco il documento riservato che porta a una svolta epocale. Telese aggredito, Zigo mi salvi, ma la piazza dove abito no, vi mostro spacciatori al lavoro. Azzolina, da ministra preside di provincia, io giudicata per il rossetto, che male quelle illusioni sessiste. In Parlamento, Roberto Giacobbo, sulle piramidi rischiai la vita, eccessivo credere agli UFO come dogma, ma non siamo soli nell'universo. Che è una notizia che c'è la mia fisioterapista che mi prende sempre in contropiede. Io sono un giornalista e il fisioterapista mi dà sempre notizie che conosco, non conosco, conosco poco. Sarebbe stato trovato, forse su Marte, mi sembra sarebbero state trovate delle tracce di DNA, il che è la scoperta del millennio. È praticamente certo che esistano altre forme di vita. Chi cantava questo brano? Ecco, non si può mettere in attesa la salute tutto quello che dovete sapere per ottenere le prestazioni nei tempi stabiliti per legge. Controllate sempre l'impegnativa del medico, che è tenuto a indicare i tempi clinici in cui va fatta e eseguita la visita specialistica. Sto leggendo Dagospia, sbagliano tutti, ma alla quarta, quinta occasione comincio ad arrabbiarmi. La sbroccata di Simone Inzaghi, saluto romano al PD, Prodi risponde picca all'invito di Castagnetti, Giannizzero di Mattarella di aprire la direzione PD, non sono disponibile. La crociata di Trump contro il fentanyl si trasforma in uno scazzo diplomatico. The Donald accusa il governo messicano di essere colluso con i narcos che producono la potentissima droga che miete decine di migliaia di vittime ogni anno negli States. Gli ingredienti per produrre l'oppiaceo arrivano dalla Cina e dall'India. E poi qui c'è una donna ignuda, e poi qui c'è Guardiola, 5 pere dall'Arsenal per il City, quindi questa è una notizia di calcio. Ne abbiamo già parlato prima di calcio, adesso ci fermiamo qualche 2-3 minuti con un intervallo musicale di Mendelssohn, credo. Sveva, vediamo, ci affidiamo alle sue scelte, quelle di prima erano mie. No, chi abbiamo adesso? Stapleton? Ah, allora ancora Stapleton, incrociamo le dita. Poi chiuderemo questa slot con Segui la Lega.
Eccoci, siete ancora lì, non siete scappati. Stavo raccontando, il nonno qui stava raccontando alla nipotina Sveva la sua passione giovanile per i Crafter, che mi ricordo Kling Klang, erano composizioni fatte solo da rumori. Mi ricordo che ascoltavo addirittura Edgar Varese. Non è un buon motivo per costringere voi ad ascoltare, ma il genetriaco di Stapleton, quindi noise music, tanto mi dà tanto. No, non mi dà nulla. Allora, vediamo se ci sono no, non ci sono novità, quindi direi che possiamo partire. Anzi, scusami, Sveva, mi sono ricordato, sono le 14:23, abbiamo abbastanza tempo, avevo un paio di sondaggetti da leggere, quindi andiamo a chiudere i sondaggetti prima che non ci siano più. Allora, Sant'Anché Meloni, prossime elezioni, Eumetre, committente Banigiai, vediamo cosa pensano i cittadini. Daniele Sant'Anché deve dimettersi per il 74,7 degli intervistati, non deve dimettersi per il 12,9, non sa il 12,4. Si discute in particolare l'opposizione, alcuni sostengono che Liz Lane, la segretaria, dovrebbe essere la candidata premier dell'opposizione contro Giorgia Meloni. Dovrebbe essere lei la leader in ogni caso, dipende da cosa proporrà. 37,4 non dovrebbe essere lei la leader. 33,5. Allora, secondo lei il governo ha fatto bene o male a rilasciare al-Masri? Ha fatto bene per il 28%, ha fatto male il 47,7%, non sa il 24,3%. Riguardo le prossime elezioni, Franceschini ha proposto che i partiti dell'opposizione procedano divisi, che casomai si accordino dopo le elezioni. Secondo lei è meglio che i partiti dell'opposizione si presentino divisi e casomai si mettono da 19,8 sono d'accordo con Franceschini, invece il 60 vuole che i partiti si presentino con un progetto unitario, non sa il 20%. So che Renzi aveva coperto di veleno questa proposta di Franceschini, mamma mia, era considerata, ma Franceschini e Renzi non si possono vedere, sono due democristianoni. Fratelli sì, sono di sinistra, ma sono due democristiani. Fratelli d'Italia 29,6, Lega 8,5, Forza Italia 9,3, PD 23, AVS Sinistra Verdi 6, 5 Stelle 11,3, Italia Viva 2,5, Calinda 3. Togliamo questa condivisione. Abbiamo ancora sondaggio EMG, committente Rai, abbiamo sull'indagine a carico della Meloni, di Giorgia Meloni. Secondo lei è un atto politico 41, come sostiene il governo, un atto dovuto, come dice la magistratura, non sa il 22. Poi sempre su questo argomento, lei è d'accordo sul concetto di giustizia e orologeria? Sì, 42, no 39, 19 non sa. La ministra Sant'Anché, secondo lei, deve dimettersi per il 69% degli intervistati, non deve dimettersi per il 10%, non sa il 21%. Via la Condi. Vision. E adesso, tra poco partiamo anche col civile. 10 anni di presidenza Mattarella. Guarda un po'. Ne parliamo tra 5 minuti. SVG tra 10 minuti, 9 minuti. Allora, vediamo che domande. Allora, abbastanza fiducia in Mattarella, 70%. Speranza 39, serenità 33, forza 18, voglia di impegnarsi 18, tristezza il 10. Il voto da 1 a 10, 7. Quanto è stato efficace? Allora, dunque, è stato efficace, ha dato importanza al ruolo del presidente, 74%, ha dato prestigio all'Italia, 73%, ha creato empatia con i cittadini, 73%, imparzialità, 69%, capacità di mediazione politica, 68%, ha preso decisioni giuste in momenti di crisi, 68%,
pensando a questi 10 anni, la conferma per i momenti di elezioni che le sono rimasti più impressi. La conferma per il secondo mandato il 30, durante la pandemia la sua immagine 29, il ruolo diplomatico sul piano internazionale 27, le posizioni contro la mafia 24, le posizioni europeiste 21, i discorsi di fine anno 17, le guide e le scelte della formazione dei nuovi governi 17, la sua presenza negli appuntamenti sportivi 9, nessuno di questi 11 non saprei 11. Ha influito positivamente per il 50%, non ha influito per il 27%, ha influito negativamente il 10%, non saprei il 13%. Chiudiamo, andiamo subito a Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te, la Pellegrina, o segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Molte cose si possono fare, firmare per sostenere le forze dell'ordine e dare anche peso alle proposte della Lega nel DDL sicurezza. Poi il calendario delle feste e poi iscriversi alla Lega, molto semplice, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, senza, pensate, nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Quindi il codice fiscale, gli altri atti richiesti, vi verrà recapitata la maggiore per via postale, la tessera Lega Salvini Premier. Attenzione che se di mezzo ci sono posti italiani, io raccomando le ampi, profondi e calorosi segni, gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. Il 2 per 1000 è la scelta, una scelta, il tuo sostegno vale 2 per 1000, una scelta libera a difesa dell'Italia in Europa, il momento di autodeterminazione civica. Sono soldi che lo Stato che ha lo Stato, noi perlomeno possiamo dirgli dove spenderli. Questa è una redazione della Lega, quindi veramente col sole in bocca noi vi invitiamo a segnare D43 nel vostro 2 per 1000, nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, non ti costa nulla, D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. Le apparizioni degli eroi della Lega, vale a dire i suoi rappresentanti, i suoi politici, abbiamo dunque, scusate, ecco qua. Domani il responsabile dipartimento Lega scuola, Armando Siri, in ora presta, ora antelucana perché vi parla, Dagorà, Rai 3, trasmissione storica di Rai 3. Mercoledì il presidente dei parlamentari leghisti Riccardo Molinari, Rai Radio 1 alle 10, mercoledì dopodomani. E direi che con loro abbiamo concluso e quindi possiamo andare all'intervallo tra 5 minuti con Pietro De Leo e Sergio Mattarella.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Allora, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi due consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe, cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no, noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com. Eccoci di nuovo in diretta con il nostro secondo ospite. Lo leggiamo tutti i giorni su Libero e anche sul Tempo. Anche oggi c'è un interessante suo articolo su Libero che riguarda, non voglio sbagliare la testata, comunque so che riguarda l'ANM. L'ANM ha provato a criticare il governo, ma sui social sono stati spernacchiati. E poi c'è anche un articolo su Musk. Pietro De Leo, intanto bentornato e grazie per essere a disposizione dei nostri ascoltatori, Pietro. Grazie, è un piacere, buon pomeriggio a voi. Pietro, però, con Pietro partiamo da Goccia che cade. Goccia che cade, lo rivelò qualche anno fa Giampaolo Pansa, era il soprannome che l'entourage di Ciriaco De Mita, che lo aveva come suo pupillo, aveva dato a Sergio Mattarella. E quindi tu sai, insomma, per quanto mi riguarda, io ho una posizione come cittadino, ma anche come giornalista, tutti gli articoli che ho scritto sull'uomo impoverito, poi anche ricordavo nel 21 impedire le elezioni con la scusa del Covid quando si votava in tutta Europa. Insomma, diciamo che un giudizio critico, politico, personale non vale niente il mio, però voglio giocare a carte scoperte e negativo. Però vorrei capire con te, c'era hai scritto un bellissimo articolo qualche tempo fa, il 31 dicembre, avevi scritto un bellissimo articolo dove ricostruivi, cerchiamo di capire il personaggio, che comunque non è fuori dal comune. Si potrà fare dell'ironia sui suoi discorsi che possono essere soporiferi, in realtà ci troviamo di fronte a una persona non comune e ci mancherebbe, perché se fosse banale stare 10 anni abbattuto anche, anzi alla fine ne starà 14, allora saremo ancora peggio di quello che pensiamo. Ma parto da una domanda, poi naturalmente ti do subito la parola per fare il tuo quadro, no, sull'attuale Presidente della Repubblica. Me l'aveva girato un ascoltatore, ma com'è possibile che 3 anni fa il centrodestra non sia riuscito a eleggere un altro presidente? Te la giro. Guarda, il tema è questo: il centrodestra non è riuscito ad eleggere un altro presidente perché non aveva i numeri, e poi perché non è riuscito a far convogliare numeri ulteriori su un nome. La seconda, chiedo scusa, il secondo mandato di Mattarella come nasce? Nasce a causa di un avvitamento totale della politica per trovare un altro nome. E quindi tutti i capigruppo, quella volta nel 2022 andarono in processione al Quirinale per chiedere a Mattarella di fare un secondo mandato. Quindi può piacere o no, ma il secondo mandato di Mattarella è frutto dell'avvitamento della politica. Il centrodestra aveva i numeri, cioè aveva dei buoni numeri di partenza, potevano arrivarne altri, c'era un nome, il nome era quello di Silvio Berlusconi, c'era quel nome in partenza,
Però fu una partita che evidentemente fu giocata non nel migliore dei modi e andò a finire come andò a finire. Perciò questa è la ragione per cui oggi siamo al secondo Mattarella. Perfetto, direi. Io ho risposto all'ascoltatore, avevo risposto, diciamo che piuttosto di avere ancora un altro presidente contro, eleggendolo con i voti del centrodestra, puoi sperare che sia meno contrario. Ecco, tutto sommato mi sembra che questo triennio non abbia visto Mattarella, diciamo, comportarsi in una maniera che politicamente poteva essere comunque poteva essere criticata. La figura di Mattarella, palermitano, panormita, suo padre 6 volte ministro, Bernardo Mattarella, poi il fratello ucciso, Piersanti, cioè non è una figura. Lui sicuramente ha una figura di basso profilo, silenziosa, però sicuramente la sua storia è una storia da big della politica, magari di seconda fila, ma in realtà 3 volte ministro, la legge Mattarellum che porta il suo nome, 10 anni di presidente. Secondo te come lo si può inquadrare? Che figura è quella del politico Mattarella, a tuo avviso? È una figura che si colloca pienamente nel centro-sinistra cattolico, quindi ha un'identità precisa che non è quella di centrodestra, però conosce molto bene i meccanismi istituzionali e sa essere equilibrato. Non ha avuto l'interventismo costante che ricordiamo con Napolitano. Napolitano era molto più interventista. Lui ha avuto dei passaggi in cui forse hanno avuto più soggettività le omissioni che gli interventi. A cosa mi riferisco? Mi riferisco in particolare a 2 passaggi. Uno era quello del 2018, quando probabilmente all'inizio legislatura un mandato al centrodestra, siccome non aveva nessuno i numeri, un mandato al centrodestra per verificare i numeri quantomeno poteva darlo e non l'ha dato. Secondo, poi forse il paese si aspettava qualcosa in più quando scoppiò lo scandalo Palamara, da cui poi è cominciato veramente quella fine dei giochi del moralismo giudiziario. Però veramente lì si scoprì che la magistratura definisce le carriere interne sulla base di logiche prettamente parapolitiche e di corrente, quindi forse lui, in quanto presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, sarebbe stato meglio che qualche messaggio lo avesse dato. Andiamo sugli aspetti positivi. È sicuramente un presidente che ha attraversato 2 fasi storiche, una appresso all'altra, molto complicate per il nostro paese, vale a dire il Covid e la guerra in Ucraina, poi la guerra in Medio Oriente, no? Facciamo così, il ritorno prorompente della guerra nella storia, e quindi lì lui è stato veramente un punto di riferimento. Ecco, un altro piccolo forse punto interrogativo che si può sollevare sotto il Covid è per quale motivo abbia consentito questo utilizzo così massificato dei DPCM, dei decreti del Presidente del Consiglio, perché lì si è creato veramente uno stravolgimento delle fonti del diritto, perché i DPCM solitamente erano utilizzati come norma amministrativa, invece sono diventati norma di primo rango, che ha definito addirittura le aperture e chiusure. Ecco, forse lì una maggiore attenzione sarebbe stata più opportuna per la salvaguardia del funzionamento delle istituzioni. Ma hai fatto un quadro perfetto. Un'altra domanda, allora, il ruolo del Presidente della Repubblica. Dicevo agli ascoltatori, quando andavo a scuola negli anni 70 ti dicevano che tutto sommato il ruolo del Presidente della Repubblica è quasi secondario, esornativo, eccetera. Poi in realtà
ha dei poteri non comuni, quindi può sciogliere le Camere, capo delle forze armate, capo dei magistrati. Ecco, il fatto stesso di un mandato di 7 anni è una figura, quella del Presidente della Repubblica, da cambiare, e però ha dei sostenitori, non so se siano i mandarini, se sia il sistema. Mauro Gervasoni, un professore che scriveva sul giornale, aveva scritto anche dei libri sul significato del ruolo di Presidente della Repubblica, e quando aveva fatto, credo, una battuta su Facebook, gli hanno mandato i poliziotti alle 6 del mattino, la Digos, a sequestrargli il computer, una cosa incredibile. Ma non era aveva solo condiviso, non aveva fatto nulla contro la Repubblica. Cioè sembra esserci comunque una crosta di potere molto alta, molto grossa, che va al di là di chi, diciamo, della persona che occupa in quel momento quel ruolo. Anche se poi, giocoforza, vediamo che dal 94 in poi, da Oscar Luigi Scalfaro in poi, vi arrivano persone che comunque con questo potere o ne fanno parte o dialogano con la stessa lingua. Ecco, tu cosa ne pensi? Innanzitutto, se sei d'accordo se il ruolo vada rivisto, vada aggiornato, e se sei d'accordo con me, se sarà mai possibile. Ma guarda, io sono un presidenzialista, quindi io personalmente preferirei, anche per chiarimento del quadro politico, il modello, possiamo definire il modello americano, per esempio, come che sarebbe una semplificazione. Però, se sia possibile, si può fare tutto, però serve sicuramente uno schema d'assemblea costituente, e qui la vedo molto dura, perché lo scontro tra i poli è molto ampio, perché forse non c'è neanche quel tentativo, ormai non ci sono più neanche quelle terre di nessuno su cui incontrarsi e dire cambiamo le cose. Non si riuscì a cambiare neanche durante la Prima Repubblica, perché ricordiamo che, ad esempio, un grande sostenitore del presidenzialismo era Bettino Craxi, e per cui non si fece nulla. Molte commissioni bicamerali a partire dagli anni '80 sono andate a finire male, perciò è molto difficile cambiare le cose. Per quanto riguarda invece la funzione del Presidente, come hai detto tu, è una funzione di garanzia, è una funzione importante, che ha dei poteri reali, perché è capitato più volte, sia per esempio pensiamo al governo Berlusconi 94, pensiamo al governo Renzi 2016, pensiamo 2014, pensiamo anche al governo Conte 1, in cui il Presidente della Repubblica abbia fortemente eccepito la nomina di alcuni ministri, e poi quei ministri non sono passati, quindi non è un passacarte. Allo stesso modo ci sono stati dei casi in cui si è creato una contrapposizione sulle leggi approvate dal Parlamento, sui decreti approvati dal governo, pensiamo ad esempio al caso Englaro. Quindi è una figura a cui fanno riferimento tutte le cosiddette istituzioni di potere reale, che sono istituzioni apparentemente terze, ma che possono definire o meno la vita serena di un governo. Per esempio la Corte dei Conti, per esempio le authority, cioè tutte queste figure in un modo o nell'altro, anche se non formalmente, ma vedono sempre il Colle come una sorta di riferimento e di vero interlocutore finale. Per questo è un ruolo molto importante, ma io credo che bisogna uscire dall'equivoco e andare verso una riforma presidenziale, ma ripeto, secondo me non si farà mai. Perché c'è questa ambiguità, soprattutto da quando se lo leggono loro, se lo leggono a sinistra, però dopo, una volta che se lo sono eletti loro, perché tecnicamente se lo leggono a sinistra, anche se vengono chiamati sindaci, governatori, quello che è, insomma, però se lo leggono sempre loro, e dopo però ti dicono no, ma è il presidente di tutti. No, l'hai eletto tu, scusa un attimo, è il tuo presidente, non il mio. Ma se uno dicesse, se uno si muove dice queste cose,
viene fulminato, no? È come se avesse la lebbra. Diciamo che però dal gennaio 2022 in effetti è diventato il presidente di tutti, possiamo dire. Registri anche tu comunque che rispetto al suo comportamento con il governo giallo-verde nei confronti del governo Meloni ci siano stati alcuni passaggi meno aggressivi, sempre per come può essere aggressivo. Ovviamente il termine aggressivo non si addice a una figura come quella di Mattarella, ma intendo dire nell'ordine diplomatico, istituzionale. Oppure non so, c'è qualche, ecco, in questi 3 anni secondo te c'è qualche, sono 2 anni e mezzo quasi di governo di Giorgia Meloni, ci sono stati dei passaggi che tu hai trovato ostili o tutto sommato si è comportato come dovrebbe essere, no? Come dicono che dovrebbe essere un Presidente della Repubblica? Io in questi 3 anni, al di là del fatto che magari quello che vediamo noi, io non sono un retroscenista, quindi qualche retroscenista ne sa di più, però in questi 3 anni al momento non vedo grosse punte di conflittualità. C'è stato ad esempio qualche rilievo che sembra giunto per quanto riguarda il DDL sicurezza, però per questo ultimo in corso di approvazione, però per il resto non mi pare ci siano state grosse ostilità. Mi pare che Mattarella abbia preso atto e abbia correttamente preso atto del risultato del 2022, che era un risultato molto chiaro, che ha dato mandato ad una maggioranza di governare, e a quello si è attenuto. L'altra legislatura in realtà ci sono stati due passaggi. Il primo era quello del governo giallo-verde, come ricordavi, perché comunque quello era un governo nato in Parlamento. Probabilmente anche nella seconda, nel governo Conte 2, e lì forse era il caso di sciogliere le Camere, perché è vero che un'altra maggioranza c'era, però quella maggioranza che poi effettivamente si è creata non su un programma, ma si è creata solo sul pericolo Salvini, e forse questo è un po' poco per creare le maggioranze. Forse prima bisogna avere dei programmi e degli obiettivi comuni e poi andare in Parlamento a chiedere la fiducia. Invece così non è avvenuto. Abbiamo avuto il governo, Berlusconi lo chiamava delle 4 sinistre, che ha fatto dei disastri e che se non fosse stato per il Covid sarebbe caduto intorno a 4-5 mesi dopo. Quindi questo è un altro passaggio di cui dobbiamo tenere in conto. Io ricordavo anche comunque che un comportamento inaccettabile quello di rifiutarsi di sciogliere le Camere con la scusa del Covid, quando gli altri paesi in Europa votavano, e quando, se non ricordo male, non vorrei che la memoria mi giocasse un brutto scherzo, ma io mi ricordo che quell'estate siamo andati a votare per il referendum, quello sui magistrati. Quindi rifiutarsi di sciogliere le Camere adducendo quella scusante, e che tutti i giornali, tranne quelli diciamo di destra, ma che tutti il mainstream, come si dice, il giornalone, come si dice, bravo, bravo, bravo. Questo forse è anche la società italiana che dovrebbe cominciare, l'informazione, che dovrebbero cominciare a farsi delle autocritiche. E volevo chiederti anche, non è che di questo no, scusa, quando hai ricordato il governo anti-Salvini mi era venuto in mente ma le sardine che fine hanno fatto? Cioè sembrava che ci fossero solo un partito in Italia, le sardine, per mesi e mesi. Adesso sono sparite, sono finite sulla pizza, non lo so, cos'è, le sarde in saor o i bigo in salsa veneziani, che sono eccezionali, perché non c'entra con Mattarella, però stavo pensando, scusami, siccome tu hai ricordato quel periodo, mi sono ricordato le sardine che fine hanno fatto. Tu ne sai qualcosa, Pietro? Ma guarda, io sto con la coscienza a posto, perché a quei tempi, quando sia anche nei nostri colloqui, sia in televisione, sia sui giornali, personalmente ho sempre sostenuto la caratura del bluff delle sardine, che fosse un bluff, un'operazione a tavolino spinta da una stampa amica di centrosinistra,
spinta anche da personalità molto importanti per il centro-sinistra come Romano Prodi, però un'operazione costruita solo per suscitare l'emotività. Infatti le sardine, più che concionare i soliti slogan sull'antifascismo, sollevare pericoli che non esistono e fare retorica, non avevano nulla, non avevano una proposta, facevano figure barbine in televisione, perché quando uno gli chiedeva sì, ma voi che volete, non sapevano che dire. Quindi hanno fatto la fine che fanno tutte le sardine in padella. Diciamo, mi sono ricordato l'ultima volta che ho avuto notizia del loro capo, il loro leader che è entrato in consiglio comunale a Bologna, l'ultima volta aveva proposto di istituire lo stadio del frisbee, che diciamo che abbiamo capito cosa servivano. Allora, Pietro, prima di lasciarti i tuoi impegni, non è che se andiamo avanti così nel 2029 i partiti chiederanno a Mattarella di fermarsi per il terzo mandato? No, credo. Guarda, per come la vedo io, andando avanti così, le elezioni nel 2027 le vincerà il centrodestra un'altra volta e nel 2029 si avrà finalmente, per la prima volta dalla nascita del bipolarismo, un presidente di centrodestra. Tra 4 anni, quindi un quadriennio, non c'è nemmeno molto per voi che siete giovani non c'è molto da aspettare. Allora, intanto Pietro, io ti commenteremo insieme quel momento. Ok, va bene, l'accetto la sfida. Pietro, grazie di tutto. Pietro De Leo lo leggiamo tutti i giorni su Libero e sul Tempo, grazie, lo vediamo anche nei suoi interventi in TV, grazie ancora e a risentirci presto. Grazie, buon proseguimento. Dunque, stiamo andando verso il termine di questa trasmissione. Se ci sono telefonate in coda 0292947222 venenum in caudam, mentre il servizio WhatsApp 340 670 9659. Vediamo una panoramica sulle ultime notizie. Esplosione in un grattacielo a Mosca, morto il fondatore della milizia filorussa nel Donbass. Trump, presto dazi anche contro l'Unione Europea. Scholz e Macron, siamo pronti a rispondere. Diciamo che la vicenda di Mosca è quella che tiene banco le aperture su tutte le agenzie, chiamiamo, insomma, le testate, anche Repubblica, anche il Corriere, e poi su Dagospia ci sono le donne ignude, e poi qua c'è i Ferragnez. Arcuri si toglie la mascherina e allude. L'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid si sfoga dopo la soluzione dall'accusa di abuso d'ufficio perché il reato è stato abrogato nell'inchiesta sulla fornitura di mascherine dalla Cina. Io e i miei collaboratori abbiamo ricevuto molte telefonate con proposte di fornitura, anche da politici, soprattutto quelli che erano più lontani dalla gestione dell'emergenza, che magari facevano parte di formazioni politiche più piccole e sono sempre stati gentilmente respinti. Perfetto, allora noi andiamo a concludere. Qua ci sono questo è che fine ha fatto Soumahoro, questo è un intervento WhatsApp, che fine ha fatto Soumahoro, ma soprattutto che fine ha fatto Panzeri. La stanno un po' destrutturando, stanno smontando quell'inchiesta che riguardava i soldi alla sinistra europea da parte dei paesi delle forze Emirati Arabi e roba di questo genere. E poi abbiamo un messaggio audio che non riesco, all'impronta non riesco, non ce la fa, sì, non riesco ad aprire. E poi grandissimi oggi fondatori della musica elettronica dei Crafter, che io ti proporrei di Roboter, mitici leggendari, che bei tempi, altro che Luca con la K da Brescia. Allora, Sveva, i desideri dei nostri ascoltatori sono ordini di Luca. Vedo, quando si dice Kraftwerk, tu butti gli Crafter.
quello che il tuo, diciamo, chi la pensa come te, quelli che ti sono affini li trovi, perché non siamo tanti. Comunque loro so che tengono ancora concerti, anche se uno è morto, si erano divisi, ma però tengono ancora concerti di successo. Die Roboter dei Kraftwerk. Quando lo trovi lo fai partire. Io saluto anche Luca, naturalmente oggi Sveva ha avuto il battesimo del fuoco, se la sta cavando egregiamente, ma Sveva non è finita la giornata, quindi mi raccomando, come hai fatto fino adesso, splendidamente sulla tolla di comando e regia tecnica, e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau. Avete ascoltato